Just your mouth, just your love. La biblioteca era vuota, sospesa, irreale. Camminavo tra i tavoli e gli scaffali da un piano all'altro, meravigliandomi di quel vuoto imposto e disorientante. Poi mi sono spinto oltre la porta dell'archivio. Volevo cercarvi più antiche sospensioni, più antichi vuoti, gli anni delle pesti, delle epidemie, dei contagi. Volevo vedere come andassero le cose in tempi lontani, ma divenuti in pochi mesi assai meno lontani. Ho sfogliato registri, aperto buste, sciolto filze, srotolato mazzi. E le carte della peste, una dopo l'altra, numerose, sono venute fuori dal loro buio. Mi è parso di intravvedervi parole, logiche e preoccupazioni della nostra quotidianità impensabilmente stravolta. Questa mostra è nata così, un percorso nel passato per comprendere che nell'agire e nel pensare umano qualcosa cambia e qualcosa, invece, si ripresenta e perdura.